Benvenuti cari telespettatori dell'invitato speciale in questa mia nuova puntata, una puntata dedicata al mondo dei creatori. Sono al Maker Faire 2017 con tantissime creazioni nuove, nuovissime, delle novità in esclusiva qui per l'invitato speciale, ma soprattutto faremo la conoscenza di tantissime persone che nella vita proprio fanno questo lavoro, i creatori. Maker Faire 2017. Questo siamo alla Maker Faire di Roma, la quarta edizione europea, e questo robot che vedete qui alle mie spalle è costruito presso la nostra università, la Federico II di Napoli, il Prismalab, e tramite questo prototipo noi studiamo tecniche di manipolazione destra dinamica. Quindi abbiamo preso come, essendo un gruppo napoletano, abbiamo preso come esempio l'arte del fare la pizza. È chiaro a tutti che se un robot riesce a fare la pizza, in futuro si potranno conferire a questi macchinari le stesse abilità di manipolazione di un essere umano, poi per altri compiti ovviamente molto più importanti. Noi già abbiamo attivato un centro di chirurgia robotica dove stiamo trasferendo le conoscenze che studiamo tramite questi algoritmi anche lì. Senti, come si chiama lui? Rodiman. Ecco, Rodiman l'ha fatta la pizza oppure... Sì, diciamo lui sta imparando piano piano. Ovviamente, come detto prima, il nostro obiettivo non è quello di sostituirci ai pizzaioli, ma abbiamo preso questo esempio caratteristico per far capire meglio i nostri studi verso quali direzioni devono andare. Ecco, però lui comunque ha soltanto la capacità di mettere la pizza nel forno, però non sa mettere le mani in pasta. Attualmente stiamo studiando anche questo, diciamo, questo compito che lei ha descritto, perché è molto simile a quello che fanno anche per esempio dei chirurghi che vogliono operare su tessuti molli. Ovviamente la densità dell'impasto fra pizza e organo è diverso, però il concetto è molto simile e quindi noi stiamo studiando anche per far impastare a Rodiman la pizza. A che punto siamo di questa costruzione, di questo tipo di robotica? Il progetto, diciamo, che noi stiamo curando durerà ancora altri 2 anni e contiamo, diciamo, alla fine di 2 anni di fare un pizzaiolo semi-autonomo per mostrare il concetto. Da qui poi all'essere applicato in campi socialmente utili penso che passerà ancora una decina di anni prima per testare tutte queste tecnologie.